All'insegna del multietnico, l'iniziativa che proponete per domani sera per augurare alla cittadinanza tanti auguri di buone feste. Sì, come al solito puntiamo molto sull'integrazione, sulla creazione di una comunità attorno a questo luogo che ha visto partecipare tantissimi cittadini ormai da 2 anni quasi, lavoriamo per avere un risultato di questo tipo, per riuscire a creare un movimento che poi diventa sistema, che poi diventa interesse nella città tutta e diventa produttivo proprio per la città stessa. Ed è chiaro che ci siamo soddisfatti anche da un punto di vista di continuità, perché poi in queste città molto spesso è facile fare le cose, poi continuarle, portarle avanti, insomma è un lavoro duro, di fatica e tutto è fatto in termini volontaristici ed è chiaro che siamo soddisfatti e speriamo, diciamo, che la città possa apprezzare questo gesto. L'iniziativa come sarà articolata? Ci saranno momenti legati alle degustazioni, alla musica? Sì, l'iniziativa, la serata comincia alle 19:30 con un aperitivo multietnico, ci sarà la degustazione del tè africano, ci sarà cibo tradizionale, ci saranno alcuni momenti culturali legati alle gallerie d'arte Canne Amelia e Vallicaldi che saranno curate dallo studio Artificio. In una ci sarà la mostra di Crizia Burgio e di Vanessa Giaconia che espone una mostra fotografica. E poi ci sarà un momento più, diciamo, di divertimento, di intrattenimento legato alla musica con Andrea Vanadia e il suo DJ set e la sua abilità nelle percussioni. Quindi l'appuntamento? L'appuntamento è giovedì alle 19:30 in via Vallicaldi.